Si è svolto stamani presso la sede della CGIL ad Agrigento un momento di ricordo dedicato al sindacalista Piero Mangione, che per tanti anni ha retto il sindacato ad Agrigento e in provincia. A lui è stata dedicata la sede del CAF di via Matteo Cimarra, con la scoperta di una targa sia all'uomo che al sindacalista, con la scritta: un sussidio è meglio di niente, ma un lavoro è meglio di tutto. A benedire locali è stato Don Mario Sorce, presente anche il segretario regionale della CGIL Alfio Mannino e quello provinciale Alfonso Buscemi, oltre che i quadri dirigenziali del sindacato. Contestualmente anche la consegna del premio nazionale indetto dal sindacato Saggi per l'impegno sindacale profuso a un giovane sindacalista alla sua memoria. La Saggi era rappresentato dal giornalista Nino Randisi. Con l'occasione si è svolto anche un sit-in contro le morti sul lavoro, come è avvenuto purtroppo giorni fa ad Aragona. Piero è stato un sindacalista della sua stagione sindacale, che naturalmente è stata una stagione sindacale importante, in cui le organizzazioni sindacali hanno rappresentato elementi di speranza, di progresso e, se volete, anche di riscatto per intere generazioni e di riscatto per le fasce e i soggetti più deboli. Io credo che il ricordo di Piero Mangione migliore che noi possiamo esprimere non è soltanto ricordare le sue iniziative, il suo ruolo, la sua funzione, ma portare avanti le battaglie e gli ideali che lo hanno caratterizzato per provare a farlo vivere nel presente, in una stagione in cui purtroppo la condizione lavorativa, la precarietà, la condizione di vita dei ceti, dei soggetti più deboli è sempre più difficile. Noi dobbiamo provare a ricordare questi compagni appunto non con un esercizio retorica di memoria, ma provando a fare vivere quelle ideali e quei valori nella battaglia quotidiana che ogni giorno siamo chiamati a fare. Segretario, sicurezza nei luoghi di lavoro, qual è la situazione in Sicilia? La situazione è assai drammatica, non solo perché già nei primi 6 mesi del 2023 gli infortuni sul lavoro, anche quelli mortali, sono notevolmente cresciuti di oltre il 20%. E quindi questo naturalmente è un elemento che più ci preoccupa, anche perché nel frattempo è stato smantellato completamente il servizio ispettivo, non ci sono ispettori sul lavoro e questo naturalmente è una responsabilità che il governo regionale porta sulla sua pelle, anche perché c'era stato un protocollo d'intesa con l'ispettorato nazionale a cui non è stato dato seguito, e quindi il nostro auspicio è non soltanto che il governo immediatamente rafforzi gli organici previsti e poi metta in campo anche quelle misure straordinarie per questa fase in cui purtroppo le escursioni termiche stanno determinando una condizione davvero di precarietà, ma non c'è dubbio alcuno che il fenomeno degli infortuni sul lavoro cresce al crescere del lavoro precario, e quindi anche sotto questo aspetto io credo che la risposta alla precarietà può essere anche una risposta per eliminare i rischi sugli infortuni sul lavoro. Purtroppo l'incidente che c'è stato ad Aragona è l'ultimo in ordine di tempo e speriamo che mentre parliamo non ci siano ancora ulteriori problemi di questa natura. Oggi il sit-in davanti alla prefettura in contemporanea con tutte le province siciliane, quindi sotto tutte le prefetture la CGIL e la UIL faranno questo sit-in, alla fine del quale presenteremo un documento che fa sintesi al prefetto dei drammi che noi stiamo vivendo tutti i giorni rispetto al problema della sicurezza sui posti di lavoro. Noi avevamo fatto anche una nota pubblica dove si invitava i sindaci, considerato che il governo regionale è sordo da questo punto di vista, di fare ordinanze per impedire con questo clima di lavorare nelle ore più calde, dalle 12 alle 4 soprattutto, perché incide pesantemente anche sulla capacità di reazione del singolo lavoratore, che assieme a tutte le altre difficoltà, mancanza di rispetto delle norme di sicurezza, mancanza di forniture di dotazioni per le protezioni individuali, portano tragicamente morti tutti i giorni. In più, come lei ricordava, oggi facciamo la premiazione di un giovane sindacalista agrigentino che si è particolarmente contraddistinto nel mettersi a disposizione dei cittadini, dei lavoratori, e lo facciamo in ricordo di un altro grande compagno, Piero Mangione, che ha dedicato un'intera vita alla società, ai lavoratori, come nel ricordare le tante battaglie contro gli abusi che spesso nelle aziende ci sono, a favore della legalità,
a favore di una lotta vera alla mafia, perché il ricordo di oggi ci deve lasciare appunto il ricordo di quelle battaglie che Piero Mangione nel tempo ha portato avanti, e noi con orgoglio stiamo cercando di seguire quelle orme. Non è un caso che ci costituiamo sempre parte civile contro tutti i processi di mafia, accompagniamo i lavoratori e le lavoratrici nelle denunce contro gli abusi, contro il lavoro nero, e oggi con questo premio che per la prima volta, la prima edizione in Sicilia, vorremmo testimoniare questa presenza, questa vicinanza e il nostro ringraziamento a quello che ha fatto Piero Mangione. Sindacato Saggi oggi impegnato in un riconoscimento, un premio a un grande del mondo del lavoro, del sindacalismo agrigentino, Piero Mangione. Assolutamente, Piero Mangione è stato un faro per la CGIL, per l'impegno sindacale che ha profuso in tanti anni di militanza. Noi come premio appunto abbiamo voluto assegnarlo a lui, e non è una manifestazione estemporanea, ma sarà fatto ogni anno, e noi premieremo un giovane sindacalista che si batte per i ceti più disagiati, più poveri, e che fa dell'impegno sindacale un impegno importante come lo è stato per Piero Mangione in questi anni. Io credo che il premio oggi sarà assegnato appunto a questo giovane che sicuramente porterà avanti le idee di Piero Mangione, che ha dato tanto e che ha lasciato un ottimissimo ricordo nella società agrigentina. Oggi un premio in memoria del papà, sicuramente bello, insomma una cosa bella a ricordarlo. Il premio è un'intitolazione della nostra sede dei servizi, assolutamente sì, un ricordo a papà credo importante. Abbiamo ringraziato la stampa già all'evento della sua morte, oggi ringraziamo nuovamente Saggi e la CGIL intera per il pensiero rivolto a papà. Crediamo che la storia di papà in questa provincia abbia dato assolutamente una risposta a tutte quelle esigenze individuali, ai lavoratori, ai pensionati, ai disoccupati, alla società civile. L'impegno sociale risponde, e per fortuna anche il ricordo di quelle azioni diventa importante, e per noi oggi è una giornata importante.